No a un nuovo impianto di trasformazione dell'energia elettrica nell'area verde vicino al Bosco di Mestre e protetta da vincolo paesaggistico, ambientale e agricolo. Così residenti e cittadini con in testa il comitato di Cassolaro tra Favaro e Mestre si stanno mobilitando contro il progetto definito dagli stessi oscuro, visto che né Comune di Venezia né Città Metropolitana, referente del piano, ha ritenuto opportuno comunicarglielo. Se non avessimo chiesto un accesso agli atti avremmo corso il rischio di trovarci ruspe e cantieri sotto casa a nostra insaputa, dicono battaglieri. Che è un'opera impattante che va a distruggere e a snaturare proprio la frazione in sé, perché è una frazione, come ripeto, fatta di piccole case. I tralicci da posizionare, e non si sa quanti ne siano previsti, che trasformano l'energia elettrica da alta a medio-bassa tensione, avrebbero un'altezza di quasi 19 metri, ovvero l'equivalente di un palazzo di almeno 5 piani. Chiediamo il supporto delle istituzioni per identificare un'area priva di abitazioni dove venga posizionata quest'opera e non qui a Cassolaro, che di fatto è una zona vincolata a bosco, dove è una zona verde, abitualmente come possiamo vedere dalle biciclette, le persone che passano a piedi, è una zona che in mezzo alla natura vogliamo continuare ad averla così. Da parte del comitato già individuate le aree alternative da proporre alla città metropolitana, ovvero nelle zone industriali Tradese e Marghera. Contro il nuovo impianto avviata una raccolta di firme con il comitato che chiede il massimo sostegno e appoggio da parte di chiunque abbia a cuore la tutela dell'ambiente. Quindi abbiamo già iniziato una raccolta firme che proseguirà domani dalle 10:30 a mezzogiorno presso la chiesetta di Cassolaro. Aspettiamo tutti coloro che tengono all'ambiente, al verde e chi ama e frequenta la bellissima zona di Cassolaro.